Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. Eccoci qua, introdotti come sempre dalla sigla del celeberrimo pezzo di Bob Dylan. Do il benvenuto e il buongiorno a Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi e Tempi.it. Buongiorno Emanuele. Buongiorno a tutti. Colgo l'occasione per ricordare che lunedì prossimo con il nostro Pierluigi Pellegrin, nel corso di Oltre la pagina alle 11.35, interverrà anche Leone Grotti, una delle firme di Tempi, che è anche il curatore di un libro del quale abbiamo parlato più volte, che è un libro bellissimo, Wuhan, il romanzo documentario, un libro di Liao Jiwu, scrittore, musicista, poeta cinese, che pagò duramente il fatto di aver composto un poema per ricordare la strage di Piazza Tiananmen, si fece 4 anni di carcere, poi scappò dalla Cina, vive a Berlino, ha pubblicato recentemente questo libro per il benemerito editore Guerini e Associati, curato appunto da Leone Grotti. Se ne parlerà lunedì prossimo alle 11.35 qui su Radio Libertà. Colgo l'occasione per ricordarvelo su questo libro, se non l'avete in casa, compratevelo perché è veramente un libro straordinario. E c'è anche a conclusione del libro un altro poema scritto nuovo di Zecca, La mia unica arma è lo sputo, è il titolo del poema che conclude il libro e che si occupa della Cina, di Wuhan e del Covid oggi. Un poema bellissimo, meravigliosamente bello e anche che crea dolore, crea sdegno, crea rabbia e si giustifica pienamente il titolo, La mia unica arma è lo sputo. Un libro straordinario. Scusami Emanuele, ma ci tenevo a dirlo perché ce l'ho proprio in mano anche in questo momento e Leone Grotti ha curato un'operazione editoriale bellissima, grazie a un editore illuminato, si può dire, Guerini e Associati, che ha pubblicato anche molti altri libri, per esempio sul caso della questione armena di cui abbiamo parlato l'altra settimana, no Emanuele? Certo, ma l'editore Guerini da questo punto di vista è davvero coraggioso, pubblica cose che altrimenti in Italia non troveremmo nelle librerie. Sono contento che dici questa cosa del libro di Liao perché effettivamente anche questa è una storia altrimenti sconosciuta, tra l'altro con questo paradosso che in Germania il libro ormai è diventato un bestseller e qui da noi, se non fosse stato per il lavoro di Leone e per il coraggio di Guerini, noi non l'avremmo nemmeno conosciuta questa opera, che invece è un'opera importante perché... No, che detto per inciso Emanuele, ma quanti l'hanno recensito sui grandi mezzi di comunicazione? Nei confronti della Cina c'è fin troppa timidezza, per usare un eufemismo, no? Cioè davanti anche a palesi violenze, a palesi censure, i nostri giornali sono abbastanza timidi, invece sono storie che vale la pena di raccontare, soprattutto perché appunto come in questo caso sono grandi scrittori famosi e celebrati anche in altri paesi come ad esempio in Germania, e da noi invece sono sostanzialmente sconosciuti o semisconosciuti. Quindi leggete il libro, ascoltate Leone, è una storia insomma tutta da sentire questa. Allora, Emanuele, vediamo un po' quali sono gli argomenti, peraltro già saccheggiati nel corso della rassegna stampa, in primo piano sul sito tempi.it. Abbiamo parlato della copertina del nuovo mensile l'altra settimana, dedicato largamente al tema della scuola, dell'istruzione, con una chiacchierata col ministro Valditara, ma non solo quello naturalmente. Già sul mensile c'è anche un pezzo proprio di Leone Grotti su Liao Jiwu, no? Sulla verità sul virus di Wuhan, il romanzo di cui parlavamo prima. Intanto però stamattina il sito di Tempi ci porta su una questione della quale pure abbiamo ampiamente parlato in questi giorni e anche oggi, la direttiva europea che prevede nuovi standard di efficienza energetica sulle case. Voi intervistate Giorgio Spaziani Testa, il presidente di Confedilizia, che parla di un rischio vero. Questa direttiva è devastante per il settore immobiliare. Cosa ne pensi, direttore? Perché qua molto spesso si tende a dire che questi sono pericoli amplificati, teorici, magari un po' troppo astratti, tutto in chiave di polemica contro l'Europa. E invece qua mi pare di capire che il pericolo è abbastanza vero. Penso quello che dice anche Spaziani Testa nell'intervista, e cioè è vero assolutamente che siamo ancora a una
situazione, come dire, di bozza da parte di questa direttiva. Però, come dice giustamente Spaziani Testa, non è una cosa, diciamo, non è una novità dell'ultimo minuto. Lui stesso racconta che ormai sono mesi, ormai sono passate settimane, ormai anni in cui lui tiene sott'occhio queste direttive, questa tendenza, diciamo così, europea a fare questo provvedimento, e quindi dice Spaziani Testa, secondo me con anche intelligenza e moderazione, non è che non dobbiamo, come dire, rendere più efficienti le nostre case. Questo chi potrebbe essere contrario a una cosa del genere? È una cosa intelligente, è una cosa buona, ma come al solito ci troviamo di fronte a questo modo di fare dell'Europa che obbliga, anziché incentivare, dice Spaziani Testi, obbliga tutti a uniformarsi a un'unica direttiva, a un unico obbligo. E questo per il nostro paese, che come tutti sappiamo è un paese di proprietari immobiliari, crea dei problemi. Andando al sodo, secondo alcune stime, vorrebbe dire che siccome nel nostro paese 6 case su 10 andrebbero efficientate secondo le direttive che ha fatto l'Unione Europea, sarebbe un salasso poi per il comune cittadino. Allora Spaziani Testa poi entra nel merito, diciamo, della direttiva, di che cosa bisogna fare casa per casa, e dice: così facendo per il contribuente italiano, per il cittadino italiano, diventa un salasso. Questo è il problema, dice Spaziani Testa. Bisognerebbe, come dire, avere più presente quali sono le situazioni reali e non solo quelle teoriche, quelle studiate a tavolino, delle persone su cui si va a intervenire. E quindi poi lui dettaglia appunto caso per caso. È il solito discorso, cioè non è una cosa sbagliata in sé, ma è sbagliata il modo con cui viene fatta, con cui viene imposta dall'Europa, che studia sempre le situazioni a tavolino e mai guardando invece quello che è la realtà dei fatti. Ecco, a proposito di questo, Emanuele, questione MES per esempio, questione PNRR da rimodulare e questione dei rapporti più in generale del governo Meloni, il governo attuale, con l'Europa, no? Questo era uno dei grossi temi di politica generale che si erano posti anche durante la campagna elettorale, cioè la necessità di riequilibrare i rapporti con questo tipo di Europa. Siamo partiti da lì con questa storia dell'eco patrimoniale, no? Come è stata ribattezzata. Allora, i rapporti con l'Europa si possono realmente cambiare? Oppure bisogna sempre perseguire i soliti binari, che è un po' il tema che si sta ponendo a livello governativo in senso ampio. Vedi anche la discussione sulle accise fresca di giornata, no? Allora, è possibile deviare dal binario unico, quasi obbligato, o no? Innanzitutto serve una volontà politica di farlo, e questo non è un fattore secondario, perché noi siamo stati abituati, soprattutto quando hanno governato governi di sinistra, a vedere una certa condiscendenza, persino eccessiva nei confronti dell'Europa, come se ciò che decidesse l'Europa fosse, come dire, Vangelo. Quindi innanzitutto serve una volontà politica di porsi, e quindi nel caso anche di opporsi a quello che dice l'Europa, perché si può discutere, no? Già questo è il primo, come dire, è il primo fatto che bisogna sottolineare. Si può discutere con questa Europa oppure no? Noi abbiamo notato, soprattutto negli ultimi anni, quando al governo, diciamo, c'era una maggioranza di sinistra, che questo era quasi, appunto, era un Vangelo erano dogmi che andavano sostanzialmente solo applicati. Quindi bene, diciamo così, che anche il governo Meloni abbia questo intento, questa volontà. Secondo aspetto, che invece da questo punto di vista è più problematica, la risposta alla tua domanda è: sì, come si fa? Da questo punto di vista noi italiani, non nascondiamocelo, abbiamo un problema, nel senso che il nostro paese, soprattutto in questo momento, soprattutto dopo la pandemia, non è nella situazione di, come dire, avere il coltello dalla parte del manico, no? Siamo oggettivamente in una situazione complicata. Che cosa si possa fare? Secondo me si può sempre fare qualcosa. Come si è notato anche dall'ultimo incontro tra Meloni e von der Leyen, abbiamo delle armi dalla nostra parte per poter, come dire, intavolare una trattativa.
Certo, bisogna essere furbi nel senso che dobbiamo essere consapevoli che qualcosa dobbiamo concedere e qualcosa possiamo ottenere. E qui sta tutta l'arte della politica. Qui bisogna vedere se i nostri governanti, i nostri ministri, a partire dal primo ministro Meloni, saranno capaci di trovare dei pertugi per intavolare una trattativa. Non credo sia facile. Oggettivamente dopo la pandemia il nostro paese ha bisogno di questa Europa. Bisogna tenere la schiena dritta e cercare di trattare, ecco. Ecco, direttore, un'altra questione. Noi abbiamo chiamato questa rubrica dedicata al mensile che tu dirigi, Tempi, una finestra sul mondo. Aprendo la finestra senza paraocchi si possono vedere tante cose. Una cosa che voi avete visto e raccontato e che è in home page questa mattina, che io ritengo molto bella, un bel segno: 2 perseguitati dall'ISIS, dallo Stato islamico, diventano vescovi in Iraq e in Siria. E poi c'è un'altra notizia che ci induce a riflettere, a pensare, ed è una notizia che abbiamo citato anche poco fa in rassegna stampa, un articolo di Rodolfo Casadei sul fatto che in Ucraina il Parlamento abbia celebrato il filo nazista Bandera, il che ha fatto arrabbiare la Polonia, che pure è alleata in questa frangente dell'Ucraina in chiave antirussa. I polacchi hanno ricordato che da questo eroe nazionale o specie di eroe nazionale ucraino, Stepan Bandera, un ultranazionalista sostanzialmente vicino al nazismo, erano stati massacrati migliaia, decine di migliaia di polacchi negli anni 40, quando il regime di Bandera e il suo partito si macchiò anche della ripresa dello sterminio degli ebrei. Insomma, una storia complessa quella del nostro continente, quella dell'Ucraina pure, però insomma ricordarla non fa male, no? Anzi, direi Ma che è opportuno. certo, è qualcosa che dobbiamo fare per non essere ideologici e vedere tutti gli aspetti della realtà che spesso sono contraddittori. Effettivamente questa storia di Bandera è molto molto particolare, controversa, come si dice con un termine un po' abusato. Appunto questo è il loro Garibaldi, se posso fare un paragone un po' improprio, cioè la persona che loro riconoscono aver dato le fondamenta al loro Stato. Al tempo stesso, personaggio controverso perché comunque ebbe appunto era un uomo di destra, di estrema destra, che ebbe a che fare anche appunto con i nazisti. Quindi immaginatevi la simpatia che può provocare invece nei polacchi. E nei giorni scorsi, appunto, durante una di queste celebrazioni, perché Bandera, essendo stato un eroe antirusso, oggi viene celebrato dagli ucraini per evidenti motivi, ma al tempo stesso Bandera sterminò anche migliaia e migliaia di polacchi e di ebrei. Quindi da qui, essendo stato fatto un tweet in cui veniva celebrato, ha creato un caso. I polacchi, che in questo momento sono certamente la popolazione europea che più sta aiutando gli ucraini, si sono risentiti. Da qui il caso diplomatico. Appunto, una situazione veramente molto complicata, no? E però così è, perché anche senza nascondercelo in Ucraina, questo parliamo prima del conflitto, prima dell'invasione russa, c'erano formazioni, come dire, di simpatia di estrema destra e queste simpatie oggettivamente sono un po' cresciute nel paese in questo periodo per un'evidente reazione a quella che è stata l'invasione russa. E così, come dicevi tu Giulio, cioè la situazione, la realtà è sempre molto complicata, ha sempre tante sfaccettature. Secondo me uno dei compiti degli organi di stampa è raccontarle tutte, anche quelle, diciamo così, più fastidiose rispetto a una narrazione piana e lineare che di solito si fa di tutti i fatti. Eh sì, allora abbiamo citato in apertura Leone Grotti per il libro Wuhan, il romanzo documentario di Liao Jiwu, di cui ha curato l'edizione italiana per Guerini e Associati. Lo citiamo anche in chiusura, se permetti Emanuele, perché c'è una bella chiacchierata, pubblicata ieri, l'abbiamo citata ieri, di Leone Grotti con un esperto, Emanuele Aliprandi, sulla questione di cui pure abbiamo parlato anche noi, con te, con Vittorio Robiati Bendaud, con Antonia Arslan e Shevon Nash Marshall qualche tempo fa, ovvero
il Nagorno-Karabakh, altresì detto in lingua armena Artsakh. Lì ci sono 120.000 persone isolate dal mondo, dal regime dell'Azerbaigian, con un pretesto di una lotta ambientalista che in realtà serve a chiudere queste persone in una stretta mortale, e l'Unione Europea titolava proprio ieri tempi: non può più ignorare gli armeni del Nagorno-Karabakh. Asili chiusi, supermercati quasi vuoti, tessere di razionamento del cibo, la crisi umanitaria dell'Artsakh sta peggiorando, 120.000 armeni isolati dal mondo. Hai notizie fresche su questo tema, oltre alla richiesta dell'intervento dell'Unione Europea anche in questo caso? Ne abbiamo parlato prima dell'Europa. Non ho notizie fresche, ho notizie purtroppo che ripetono quello che già ci siamo raccontati, che voi lodevolmente avete raccontato più volte, cioè che la situazione sta peggiorando. Quindi la notizia fresca è che ogni minuto che passa, ogni ora che passa, ogni giorno che passa, la situazione peggiora e non si sblocca. Quindi anche questo, diciamo così, appello affinché l'Unione Europea, l'Europa, qualche uomo di buona volontà, diciamo così, intervenga, si fa sempre più pressante, perché appunto più il tempo passa e più i poveri abitanti dell'Artsakh soffrono, perché per loro è una questione ormai che sta diventando di vita o di morte. Ecco, su questo c'è veramente un'altra cappa di silenzio impressionante, Emanuele, giusto per congedarci con una nota positiva, no? Veramente non ne parla nessuno. No, è così, è come dici tu, non ne parla nessuno. Ci sono tanti argomenti di cui non ne parla nessuno. Per fortuna, diciamo così, esistono ancora degli spazi di libertà, dico dal punto di vista mediatico, in cui queste storie possano essere raccontate. Diamoci da fare, diciamo, il lavoro è tanto, ecco. Allora, tempi.it, abbiamo parlato col direttore Emanuele Boffi, che ringrazio. Buona giornata Emanuele, buon lavoro. Grazie Giulio, buona giornata a tutti. Avete ascoltato